In una scuola veneta, un istituto superiore, di cui non vi facciamo il nome ovviamente perché non vorremmo che tutti corressero ad iscrivere i figli in quella scuola, dicevo, in quell'istituto il consiglio di istituto, a risicata maggioranza con il voto del presidente che valendo 2 ha fatto passare la proposta, si è deciso che nei gabinetti dei maschi e delle femmine di detto istituto saranno installati dei distributori di preservativi. Si è voluto salvare la par condicio, si è detto se si mette dai ragazzi si metta anche dalle ragazze. Allora, di fronte a una simile scelta, che dati anche i voti risicati, a mio modo di vedere, avrebbero consigliato di sentire il parere anche del preside, dei docenti e magari anche dei genitori, tutti perché no, sta di fatto, dicevo, che di fronte a simile scelta a me vengono 2 domande di fondo. La prima mi nasce spontanea pensando quando in tempi giurassici ormai ho fatto le superiori. Beh, quei tempi erano tempi diversi, ovviamente culturalmente parlando, però quando ci si assentava e si chiedeva se si poteva uscire per assentarsi e andare in bagno, o era per evidenti necessità fisiologiche, o era, nella peggiore delle ipotesi, per una fumatina che si faceva di corsa tirando nervosamente 4 boccate come si farebbe con un aspirapolvere, e poi si ritornava, ci si sciacquava la bocca, si ritornava in classe guardando bene l'orologio perché il professore controllava la durata dell'assenza. Oggi scopriamo che i professori, il collegio, il consiglio di istituto e chi ha la responsabilità di questo istituto ritiene che la scuola, oltre ad essere un luogo dove si insegna, dove si viene interrogati, dove si impara un po' di civiltà, dove si fanno i compiti in classe, dove si fa ricerca e quant'altro, è anche il luogo dove si fanno consumazioni che non hanno nulla a che vedere con i panini e i Krafen che mangiavamo noi ragazzi di un tempo. Consumazioni erotiche per le quali la scuola dice noi vi mettiamo in condizione di non prendere malattie e quindi di fare sesso sicuro. Evviva la scuola, evviva la scuola. Una seconda domanda porta a interrogarmi davvero se sia proprio la scuola che deve provvedere a questo, perché gli studenti non prendano le malattie, perché gli studenti, le studentesse non rimangano incinte a scuola, ma guarda un po' che bellezza, perché questi signori responsabili dell'istituto hanno detto insomma noi dobbiamo essere coloro che forniscono il prodotto, le garanzie per i ragazzi, quello che serve ai ragazzi. Beh, questo mi butta lì una seconda domanda, mi chiedo ma perché allora non forniamo anche, che so, scusatemi la crudezza, perché non forniamo anche gli assorbenti? Perché poi non forniamo anche le canne, visto che i ragazzi dovrebbero andarsene a comprare in piazza? Perché non forniamo le sigarette? Insomma, perché non apriamo un bello spaccio dentro le scuole? Ci facciamo un po' di affari e quindi gli studenti vanno sul sicuro. In realtà la domanda vera, e capite che quello che vi ho detto fino adesso è una provocazione, la domanda o le domande vere sono delle altre. E la prima domanda è quella di dire, ma c'è qualcuno che vuole insegnare ai giovani cosa vuol dire amare? La scuola non dovrebbe porsi l'obbligo primario di insegnare alle nuove generazioni cosa vuol dire amare. Quello che noi dobbiamo salvare è la parola amore. Una parola capace di essere performativa, cioè poi di dare la forma ad alcuni comportamenti. E il nostro compito di gente grande, adulta, è quello di riempire questa parola di significati veri, significati di responsabilità, significati di fedeltà, significati di bellezza, di prendersi la cura di una persona, altro che sesso a buon mercato, perché amici cari, ricordatelo, che anche gli animali fanno sesso, ma solo l'uomo sa o non sa amare, ma l'uomo è l'unico che può amare e noi dobbiamo insegnare alle nuove generazioni cosa vuol dire amare, altro che sesso, e poi ci stupiamo se questi ragazzi con gli ormoni a 1000 fanno delle stupidaggini e poi ci stupiamo. Butto lì un'ultima considerazione. Se davvero si rispettassero le disposizioni europee che dicono che ad ogni studente deve essere data la quota di soldi che gli spettano
per frequentare la scuola che meglio gli aggrada, sia essa statale o non statale, se anche l'Italia, superando questa visione settecentesca che la guida, avesse il coraggio di applicare queste disposizioni del Parlamento europeo, saremmo davvero sicuri che tante famiglie non sceglierebbero la cosiddetta scuola dei preti. Finché la scuola pubblica si limita a mettere su le macchine per preservativi, io credo che la scuola a quel punto faccia un tradimento di se stessa.